E bella a tutti ragazzi, in questo nuovo video sono MTM e come dire, si sente l'audio finalmente dopo praticamente mesi, episodi. Ho messo il microfono, ho pagato un pochettino sinceramente, però ne valsa la pena. Sarò sincero, uno è un microfono strabile praticamente. Cioè qualsiasi rumore lui senta, lui porca puttana lo registra e non dice MTM è normale, sì, grazie al cazzo, però se si sente l'aria. Cioè io adesso l'ho messo ovviamente sotto al casco vicino alla bocca praticamente, però a distanza di praticamente 2,5 cm. Spero che l'audio si senta pulito, cioè almeno si senta la voce, ok? L'arietta si può stare, può capitare. A parte che adesso sono sincero, sono anche controvento che arriva dal mare dalla parte della mia destra praticamente. E niente, sto usando un microfono della Sony pagato intorno ai 50 euro praticamente, senza il microfono incluso ovviamente, che il microfono l'ho pagato una decina di euro praticamente con tanto di spugna. Sappiate che funziona in mono, non in stereo, e quelli stereo costavano intorno ai 150-200 euro e sono sincero, non vado a spendere 200 euro per un registratore vocale. Ok, sì che la qualità audio è da così a così, però dai, per ora può andare benissimo questo qui. Mi farà stranissimo parlare perché finalmente appunto posso, come dire, appunto insultare, esclamare, rompere i coglioni come voglio finalmente, senza avere solamente che il video ma bensì anche l'audio. Attualmente sto registrando, se non sbaglio oggi è il 10 o l'11 di marzo. Non si può andare in giro, lo so, infatti sono sempre sotto il mio comune, sono a farmi fare sono andando appunto a incontrare una persona. Sì, non è che sto andando fuori provincia, fuori comune, quindi sono tranquillo. L'unica parola che sono per i coglioni è per il discorso della moto, che non ho capito perché le moto non stanno ferme, ma vabbè lo stesso. E niente, e io l'ho stato a piegare, visto che ho le gomme fredde, sono tipo partito a casa da neanche 2 km. E niente ragazzi, spero che appunto, ripeto, l'audio si senta bene, almeno la voce, un po' di arietta sono sicuro che si senta. Poi giustamente più andiamo veloci più aria giustamente vado a incontrare. Spero, non so, magari più avanti sistemo un attimo il microfono, cerco di metterlo magari meglio su una parte in cui non si senta aria, che più o meno un posto ce l'ho. Il problema è che devo trovare un sistema per appenderlo, per appiccicarlo, perché così come adesso praticamente è incastrato tra le due parti a strappo del casco, che sì, ok, è utile perché come sia non devo appendere niente, non devo attaccarci niente, non devo fare altro che aprire uno strappo, chiudere lo strappo, è pratico, veloce. Però se passa l'aria sta il casco, che io attualmente non la sento, quindi teoricamente si dovrebbe sentire bene, a parte l'aria che arriva dalla faccia, dalla parte del casco. Lascerò comunque sia in alto a destra una scheda in cui vi chiedo di votare se appunto vi piacciono i generi di video che sto portando, soprattutto questo interscalare di motovlog. Forse farò anche vlog, gaming e tutto quant'altro. Ho deciso di raggruppare tutto in un solo canale. Uno, perché voglio stare dietro 2 canali, non ne ho, sono sincero. 2, tempistiche idem. 3, mi piacerebbe portare appunto un unico sul canale, quello che mi piace fare, quindi andare in giro in moto, quindi di conseguenza motovlog, gaming di sera, quindi portare magari qualcosa di divertente, non portare una roba moscia in cui la gente si rompe anche il cazzo di guardare, vuole portare qualcosa di divertente giustamente. In generale, cioè voglio fare un unico canale in cui la gente guarda quello che realmente mi piace fare, e non perché ho aperto questo canale perché ho la descrizione moto, portare solo moto. Ok che magari per alcuni non ha senso, però dovrei essere teoricamente
uno dei primi a farlo, come dire, in combo, cioè portare di giovedì, come ho scritto, alle 18 portare gaming, e di sabato alle 15, quindi al pieno pomeriggio, portare motovlog. Con motovlog raggruppo completamente tutto quanto, quindi passiamo dai passi a giretti a video così di presentazione, che appunto dico e spero veramente che vi si senta dentro 4 bestemmie. E niente signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella, che è una cosa, diciamo, semplice da fare, perché è un pulsantino, e soprattutto, come dire, è una cosa fondamentale perché vi arrivino le notifiche di quando carico video, visto che da quel che dicono ogni tanto YouTube si dimentica di farlo.